Il PD bellunese tira le somme e guarda avanti, lo fa all'insegna del rinnovamento, da una segreteria di non più che trentenni a una sede ridipinta per essere luogo di incontro aperto alla cittadinanza. Più 10% nei tesserati come nel versamento del 2 per 1000 che è la maggior fonte di sostentamento per i partiti. Nel 2023 c'è stato almeno un incontro pubblico al mese e nel 2024 si prepara nuovamente la scuola di politica come iniziative culturali che toccheranno figure carismatiche quali Giacomo Matteotti e Aldo Moro. Noi proseguiremo ovviamente tutte le sfide che abbiamo avviato nel 2023, che sono molte. Abbiamo dato una nuova impronta di fatto al Partito Democratico, abbiamo aumentato anche gli iscritti in quest'anno. Lavoreremo proprio per caratterizzare ancora di più il partito sui temi come abbiamo fatto quest'anno. Prendo l'esempio del Vanoi per dirne uno, ma le tematiche e le sfide che dovremo affrontare sono molte. Al centro dell'attenzione alcuni argomenti, tra cui la diga del Vanoi, per la quale si chiede con fermezza una risposta all'assessore alla protezione civile della Regione Veneto Gianpaolo Bottaccini, e poi le Olimpiadi, su cui non mancano le perplessità. La nostra posizione è quella di rispettare il dossier olimpico, quindi la sostenibilità, lo stop al consumo di suolo e il rinnovo dell'esistente, cose che attualmente e lunedì partiranno i cantieri non sono rispettate e non valorizzano il nostro territorio, perché diciamolo, siamo Dolomiti Patrimonio dell'UNESCO, siamo già un'infrastruttura sportiva senza necessità di costruire altro.